siamo nella Galleria Dantebus Firenze. Oggi è una giornata speciale, la giornata di un reading poetico, dove presentiamo autori Dantebus. È un luogo particolare quello in cui ci troviamo, perché siamo nel Palazzo Portinari, che fu il palazzo di Beatrice, la musa di Dante. Siamo a un passo dalla casa di Dante, sotto la cupola dei Brunelleschi, quindi in un luogo dove non solo è fiorita la poesia italiana, ma è proprio fiorita la lingua italiana. Ci teniamo a dire poi che siamo in una galleria d'arte, è una galleria libreria, e quindi presentare un libro proprio all'interno di una galleria d'arte ha un grande valore, perché per Dantebus, e non solo, chiaramente, la poesia è un'arte. Quindi oggi i poeti non solo hanno un luogo speciale, ma è come se fossero artisti, ed è giusto così, perché la poesia è una delle più nobili delle arti. Prima di cominciare, la dottoressa Iris Mar leggerà una piccola introduzione su ognuno degli autori. Giuseppe Raineri si distingue nel panorama poetico contemporaneo per uno stile sobrio e riflessivo, capace di evocare immagini con una naturalezza che non appesantisce mai la lettura, ma invita a una meditazione profonda. La sua scrittura esplora il tempo, l'amore e il divenire, intrecciando riflessioni che toccano il personale e l'universale. Le metafore che usa non sono mai ostentate, bensì strumenti che amplificano la realtà, come specchi d'acqua che riflettono, deformandola appena, la complessità del vivere. La poesia di Simone Scanu nasce come necessità urgente, come grido trattenuto per troppo tempo e finalmente liberato. È un'arte che sanguina, che parla con verità intensa delle esperienze vissute. L'autore scrive per rimettere ordine nel caos, per riconoscere se stesso tra le macerie e costruire da lì un futuro, per sé e soprattutto per i suoi figli, che rappresentano la luce nel suo percorso di riscatto. La poesia è allo stesso tempo atto d'amore e di dolore, un esercizio quotidiano di resistenza emotiva, una confessione e un insieme, un dono. Nelle sue liriche troviamo la strada, il carcere, l'assenza, la paternità, la rabbia, la redenzione, ma soprattutto un senso profondo di umanità. Il poeta riesce a umanizzare l'esperienza del dolore e a restituire dignità a chi è spesso relegato ai margini. Essere poeti significa avere lo speciale dono di un animo sensibile e di uno sguardo che sa andare oltre, riuscendo così a cogliere l'infinito anche nei dettagli. Da questa concezione nasce la poesia della profonda ed intensa autrice Renata Stasic, che, di fronte all'anelito interiore, all'amore, alla vita, alla felicità per sempre, sceglie di scovare l'immensità nei piccoli gesti, laddove anche la singola e minuscola tessera del mosaico narra già lo splendore del tutto. L'essere di Renata e del lettore si fondono con l'universo, e il passo leggero dei versi riflette l'equilibrio tra l'effimero e l'eterno. Le preziose e suggestive poesie del profondo autore Giampaolo Selis nascono dal suo intenso percorso biografico, che va da una Sardegna rasa al suolo sino ai popolati tempi odierni, laddove il poeta, volente o nolente, si erge a faro nella notte, in una società dai falsi e frivoli valori, per evitare ai naviganti di infrangersi sugli scogli e indirizzarli sulla rotta di un porto sicuro. I versi dunque riportano all'essenza, in una veritas che non può che essere la genuinità e la purezza dei sentimenti. In un mondo sempre più globalizzato, infatti, il poeta invita l'essere umano a ritrovare se stesso, a scegliere chi divenire. Giuseppe Raineri, benvenuto di nuovo. Da Montale a Ungaretti, da Dante a Bach, come si è formata la tua arte e come ha viaggiato la tua arte? È stato un lungo cammino, anche perché, vista la mia età, è inevitabile che lo sia stato.
Ho cominciato a leggere da giovanissimo e questa malattia, da cui non voglio assolutamente guarire, non me la sono più tolta. E non è altro che leggere i grandi maestri che è di grande aiuto, più di qualunque altra scuola. Da qui poi, attraverso percorsi personali, indubbiamente, ho fatto le mie scelte, scegliendo i maestri. E cosa trai da Dante e cosa da Montale che sembrano assolutamente presenti nelle tue opere? Allora, diciamo che c'è lo sforzo di farlo, più che riuscirci, questo non lo so, ma l'unica cosa onesta che posso dire è che ci sto provando. In Dante c'è tutto. A me piacciono quegli autori che hanno la capacità, al di là del contesto storico, della situazione particolare, quella dove di fatto si può estrarre qualcosa che vale indipendentemente dal periodo e dalla capacità dell'artista. Questo vale anche per Montale. Andiamo a leggere Quando ancora non è notte, a pagina 17. Sul far della sera, quando ancora non è notte, il giorno si attarda, indugia, l'oscurità esita timorosa. La volta del cielo si tinge di blu cobalto, un telo trascinato da un sole che si immerge insonnolito oltre l'orizzonte e nella sua scia lascia dietro di sé frammenti polverosi di luce. In lontananza indugia timido l'ultimo chiarore, il rosso si infuoca, sfuma nel colore delle arance dorate e subito nel timido rosa. L'azzurro si incupisce, cede improvviso, pari alla mia sorpresa. Mi soffermo assorto in pensieri indefiniti, sopraffatto da un rinnovato stupore. Tutto sembrava ancora possibile. Colgo la gioia del miracolo, l'amarezza dell'ineluttabilità. La tenebra ha vinto, la partita è decisa. Ha preso la sua rivincita come ogni tramonto, ma breve, è la vittoria. Rifulgerà l'alba. L'attesa non verrà delusa. Prevarrà ancora la luce, nuova e pur così antica. Grazie, Simone Scano. Leonard Cohen canta che c'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che esce ed entra la luce. Le tue poesie nascono da quelle che chiami certamente ferite, no? Sì. Tanto più che parli di strada delle ferite. Strada, sì, parlo biograficamente, motivalmente, sì, sono partito diciamo da un percorso sbagliato, come lo vedo adesso, però mi è servito a quello che sono oggi. Purtroppo ho fatto degli errori nella vita, sono entrato detenuto 2016, sono uscito l'anno scorso, ho quasi fatto 9 anni attaccati e ho 2 bambini a casa e scrivo per sfogo rabbia e poi riuscito a incanalare i miei malesseri su carta e penna. E allora quella che era una ferita invece diventa una feritoia, no? Sì, le mie cicatrici vedo luce, questo è quello che vedo. E questo si sente in ogni verso che scrivi. Allora andiamo a leggere La strada delle ferite a pagina 91. La strada delle ferite. Guardami, fratello mio, guarda come sei ferito. Hai dato tanto per sta vita, ma non t'è servito. Chi t'ha amato t'ha tradito, chi t'ha accarezzato t'ha colpito. Giorno dopo giorno, scherzi e ridi col destino. Ma devi stare attento alle scelte che puoi fare. Curi le ferite coi cerotti, tamponandole col sale. Grazie. Giampaolo Seris, rappresentato da Iris. Giampaolo Seris è un poeta che, grazie alla poesia, riesce a vedere oltre, è un poeta ipovedente e come Leopardi riesce a oltrepassare la siepe e a naufragare dolcemente nel mare dell'infinito. Leggiamo la poesia Dietro la casa a pagina 106. Dietro la casa. C'è qualcosa fra gli asfodeli dietro casa. Mai passa dell'amore la stagione tra petali rossi, baci di papavero. C'è qualcuno nel candido asfodelo
al tenero germogliare del primo sole. Sa di passione il pensiero fra i petali, caro volto al cielo, un gesto per la vibrante emozione dietro casa. Dentro lo spirito vagheggia, fuori labbra di sole al bianco soffio da sfodelo. Petalo di papavero rosso, il cuore, ebro e trasporto ruscella al petto, più di un solenne tremolio di stelle. S'apre lo scrigno dello spirito che l'amore punteggia di colore, là dietro l'erba verde della casa. Renata, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Abbiamo detto un animo sensibile e uno sguardo capace di vedere oltre. Questo si sente non solo nelle tue poesie, ma si sente anche parlando con te. E allora la domanda è: cosa sente e cosa vede una persona e un'autrice così sensibile? Ma io penso che ognuno di noi ha questa sensibilità che certe volte viene esposta, certe volte viene nascosta dentro di noi. Ci fa gioire, ma ci fa anche paura certe volte. Ci fa paura di farsi scoprire, di farsi magari per quello essere vulnerabili, perciò bisogna rischiare di essere sensibili e di far vedere questa sensibilità a tutti quanti, senza badare al rischio, perché se arriva il rischio tu lo sai e non ti fa paura. Leggiamo allora Piccoli gesti d'amore a pagina 49. Portare a spasso il cane, la pastiglia contro il mal di testa, il piatto lavato e la maglia stesa bene, l'odore della mia pelle sul tuo cuscino, la spalla per il pianto, il sorriso contro il mal di vita, la lingua contro i denti, così piccoli gesti contro la promessa dell'amore infinito. Giuseppe, tu parli di leggerezza, inevitabile non pensare al Calvino che diceva: prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma imparare a non avere macigni sul cuore. Calvino, Gianni Rodari, tantissimi autori comunque riescono ad essere, tra virgolette, leggeri. Come fa un poeta, visto che poi la poesia, sempre citando Calvino, è un racchiudere il mare in un bicchiere, come fa un poeta ad essere leggero? Bella domanda. Non so se c'è un po' di qualità innata per cui si riesce a vedere anche la complessità della vita in una maniera completamente diversa dal gusto di usare magari parole troppo difficili, troppo complicate, quando magari si può comunicare in maniera veramente molto più semplice, e dall'altra penso che sia anche il risultato di uno sforzo, di un grosso lavoro, perché è vero che a differenza del linguaggio in generale, la poesia ha questo grosso vantaggio: può usare metafore, allegorie e può comunicare comunque anche senza avere l'obbligo di dover specificare con precisione quello che farebbe un narratore piuttosto che uno scienziato. Questo per me è un privilegio notevole. Per cui bisogna innamorarsi della parola, ma non troppo, perché alla fine bisogna suscitare soprattutto emozioni, toccare le corde giuste. E allora il labor lime di Orazio va applicato nell'arte come nella vita? Sì, sì, direi proprio di sì. Leggiamo Leggerezza a pagina 14. Il segreto della felicità è la bellezza di un istante, cristallizzata in una goccia d'ambra, è la lievità di un dettaglio che tutto può cambiare, tutto sconvolgere.
una veletta misteriosa, una frangetta intrigante, un sottile velo di rosso acceso sulle labbra carnose, un ciondolo insignificante di per sé, un sorriso rubato, colto di sorpresa, l'incedere elegante e flessuoso, e gli occhi, che tutto dicono. Un attimo per vivere un'istantanea eternità, una scintilla nel buio, un lampo, e tutto è chiaro all'improvviso. Il resto sarà memoria, a volte rimpianto. Simone, c'è una citazione di Nietzsche che assolutamente si addice alla tua poesia ed è: bisogna avere il caos dentro di sé per partorire una stella danzante. Ed è assolutamente così? Penso proprio di sì. Nel senso, ho passato talmente tanto che oggi quel tanto è, nel senso, come posso dire, parola esatta è il dolore di ieri, la forza del domani, uguale. Il mio passato lo uso come ancora di salvataggio ad oggi. Cioè io ho i miei 2 bambini ed vivo per loro, cosa che non ho fatto, non ho potuto fare. E sì, penso che nelle mie liriche c'è caos e tanto amore. Ed è una cosa non facile che viene fatta rigo per rigo, come la poesia che andiamo a leggere, pagina 96. Rigo dopo rigo, la leggo in dialetto o in italiano? Guarda, visto che il dialetto è la voce del cuore, la leggerei, non è tanto lunga, quindi la puoi leggere sia in dialetto e poi in italiano. Perfetto, grazie. Rigo dopo rigo. Mi guardo nello specchio e vedo il tempo che è passato. Solo contro tutti mi sono reinventato. Volevo essere diverso, a volte alternativo. Ho scoperto sto talento, rigo dopo rigo. Mi sono sentito strano, me ci sentivo dentro. Ero un poco di buono, con sto talento dentro. Ho preso carta e penna e ho firmato sto contratto. Ci sto a mettere anima e cuore senza nessun rimpianto. Mi guardo nello specchio e vedo il tempo che è passato. Solo contro tutti mi sono reinventato. Volevo essere diverso, a volte alternativo. Ho scoperto questo talento, riga dopo riga. Mi sono sentito strano, me lo sentivo dentro. Ero un poco di buono con sto talento dentro. Ho preso carta e penna e ho firmato sto contratto. Ci sto mettendo anima e cuore senza alcun rimpianto. Torniamo a Giampaolo Selis. La solitudine diventa il punto dove il poeta sente di essere parte del tutto, come l'Ungaretti che nei fiumi si immerge in un fiume e lì sente di essere parte del tutto in tutta la sua storia, presente, passato e futuro, ma anche nella storia di tutta l'umanità. Leggiamo il punto a pagina 107. Il punto. Della solitudine cerco il punto, che di lei riveli in me il chiaro senso d'essere solo, e mi colgo colmo di passione. Immenso è l'abbraccio col punto, e indugio nell'idea, col segno d'amore per me, nell'accorato chiedere. In possente cristallo a specchio, l'eco del mio invocare s'inabissa, e sfuggente si riflette in animo, in colore e sola, come il singolare punto d'ognuno. Renata, la tua poesia è come un fiume, c'è una sorgente che parte dalla montagna e arriva fino al mare, ci sono le pianure, ci sono le cascate, eppure in tutto questo viaggio certamente complesso e variegato, la poesia è stata sempre una fedele compagna. La poesia e la vita a pagina 52. La vita. L'orizzonte sarai per segnare un inizio e la fine. E la terra sarai per lasciarti esplorare
tutte stelle sarai per far sognare, ed io ti attraverserò con il passo leggero dell'ombra che dura un istante in bilico tra il chiaro e l'oscuro. E in tutto questo non è un viaggio che hai compiuto da sola, ma appunto un viaggio che hai fatto con la poesia come compagna. Sì, proprio penso che ognuno di noi ha delle parole o delle poesie, delle citazioni e delle memorie di qualcosa che qualcuno ha detto, magari in famiglia, magari i nonni, ma la mamma, chiunque amico che ha accompagnato in un certo senso tutta la vita, aiutato nei momenti bui e ha portato gioia nei momenti felici della nostra vita. La vita è un filo o un gomitolo da srotolare? Mi piace di più la seconda analogia, sì. È un gomitolo da srotolare. A volte la complichiamo, siamo estremamente abili nel complicarci la vita e quindi magari laddove il filo potrebbe essere più semplice, più lineare, diventa estremamente complicato, però è quasi più colpa nostra che della vita in genere, credo. E la poesia può essere un filo di Arianna? Sì. In mezzo al labirinto direi proprio di sì. Basta leggerla senza troppe velleità. Credo che una delle cose bellissime della poesia è che non bisogna per forza trovare dei significati già precostituiti. Il bello è lasciarsi travolgere. Leggiamo allora Una vita a pagina 18. Nacqui e nulla ho potuto fare per sottrarmi al mio destino. Morirò e nulla potrò fare per evitarlo. Nel mezzo si distende il mio tempo, la mia storia come il filo di Arianna che dipano lungo cammini a volte dritti, lineari, spesso tortuosi, ritornando sui miei passi per poi riprenderne di interrotti. Traiettorie intricate che sfiorano fili altrui, si intrecciano ad alcuni, si allontanano da altri. Srotolo la matassa con pazienza, provo a sciogliere i nodi, i grumi, per uscire dal labirinto e senza averne contezza ancora vorrei poterlo distendere. Ma il filo è terminato. Lanciamo allora un messaggio finale ai lettori. Quando me l'avete detto all'inizio non ho voluto pensarci per troppo. Allora, rubo a man bassa da Dostoevskij. E allora è una frase che ormai conosciamo tutti. Soltanto la bellezza ci salverà. E allora mi viene voglia di fare una proposta che sia anche un po' provocatoria, un po' un paradosso. Facciamo reggere la società ai poeti. Penso che sia una buona soluzione. Con questo amore per la bellezza non potrà che uscirne qualcosa di buono. Grazie. Grazie a Giuseppe Raineri. Simone, allora la poesia, come dice Pablo Neruda, è davvero un atto di pace? Sì, un atto di pace, d'amore, di sfogo, qualsiasi cosa, purché scrivi. L'importante è scrivere, butta fuori quello che c'è dentro e non trattenerlo. Fuori, male, bene, non sei espelli, non te ne mai niente dentro. Questo sempre. E per amor dei figli si fa di tutto. Allora, prima di leggere la poesia finale, il messaggio finale ai lettori ti chiedo di dirlo dopo. Invece, visto che hai parlato dei tuoi figli, oggi che messaggio lanceresti ai tuoi figli? Che non c'è vergogna nel passato dei familiari se il presente di oggi è totalmente differente. Leggiamo allora Il tavolo del destino a pagina 94.
Il tavolo del destino. La vita la ringrazio perché mi ha dato te. Ho versato tante lacrime, ma non ti dirò mai il perché. Mi godo ogni momento che noi passiamo insieme. Tu una vita in solitaria e tuo padre in catene. Ma oggi sorridiamo e la vita ci sorride. Salto dopo salto, passiamo tutte le sfide. Mi ritrovo qui da solo, seduto di fronte a te. Faccia a faccia su sto tavolo, un principe con re. Messaggio finale ai lettori. Messaggio finale agli lettori, che penso che i periodi bui ce l'abbiamo un po' tutti, e quando capita il periodo buio penso di andare dritto al bagno, guardarsi allo specchio e pensa che abbiamo sempre passato di peggio e passerà anche questo. Grazie a Simone Scanu. Tra bombe e cuscini di cotone, la poesia assolutamente si rifiuta di morire. Leggiamo Il sentire del poeta, questo tempo, pagina 108 di Giampaolo Selis. Il sentire del poeta questo tempo. Nella fievole aria addensata da bombe, su cuscini di corona e di veli, s'adagia intenerita la poesia, cerchiata da angosciosa carbonica. Con tenue respiro s'imbeve di singulti il linguaggio, alleviato dal gradevole chiarore del fugace pensiero. Offuscata la mente, sospende il viaggio tra versi del turbato animo che, tremulo dell'immobile parola, coglie il sofferente affanno. Cantero fra le braccia della luce, al perdersi dell'eco, rifiutando di perire, la poesia esclama. Il messaggio finale di Giampaolo Selis è certamente quello di andare oltre la siepe, come leopardi, per lasciarsi naufragare dolcemente nell'infinito. Renata Stashik. La poetessa vuol dire etimologicamente colei che crea, colei che fa. Eppure tu riesci a cambiare questa etimologia perché la poetessa diventa colei che genera, con l'idea e la consapevolezza che la parola, in particolar modo la parola poetica, può cambiare tutto ciò che incontra. Sì, forse non diciamo sempre di dare importanza alle parole, e certe volte ci dimentichiamo. Ci sfuggono le parole che feriscono, ci sfuggono le parole che fanno soffrire, ci sfuggono le parole che non sono vere, quindi è una bugia. E in tutto ciò la parola, ricordiamocelo, ha molta importanza. Ha importanza perché riesce ad arrivare a una persona, e magari grazie a quello questa persona riesce anche a cambiare il mondo che lo circonda. Leggiamo proprio le parole a pagina 55. Le parole scivolate dalla bocca, magari per caso, magari per sbaglio, magari per disperazione, riposano ora nella testa spostata del viaggiatore verso quelli che l'avevano sentite. Hanno compiuto il loro impegno di farmi spiegare, di farmi capire, di farmi odiare o magari amare da qualcuno che ha avuto il tempo di fermarsi per captare quei segni di fumo del mio universo che sta bruciando. Lanciamo il messaggio finale ai lettori. Il messaggio finale a tutti noi è di conservare la capacità, che si dice, di far scrivere le poesie a tutti gli adolescenti, perciò ognuno di noi
era un poeta un tempo e che questo tempo rimanga sempre dentro di noi e ci fa rivivere questa gioia dolore, qualsiasi sentimento, qualsiasi emozione della nostra vita adolescente che ci ha formate e ci ha fatto attraversare fino al punto dove ci troviamo oggi. Lo chiudiamo. Abbiamo visto come ogni poeta ha dentro una stanza dentro il cuore. In questa stanza c'è un cassetto, dentro questo cassetto ci sono poesie ricche di storie ed emozioni e con grande coraggio e amore le hanno donate al mondo. Ringrazio tutti i partecipanti e alla prossima. Grazie.